Prima la rivolta dei fedeli, poi i volantini minatori, l'ultimo gli ultras sul sagrato alla fine della messa. Negli ultimi mesi gli episodi collegati al trasferimento di Don Massimo d'Antiga, parroco di San Zulian, sono stati numerosi. Una volta appresa la notizia a dicembre, infatti, i fedeli non sono stati contenti, iniziando a protestare in vari modi, anche presentandosi dal patriarca senza appuntamento. Rinunciare a Don d'Antiga, che però è stato mandato poco distante a San Marco, per loro è improponibile, soprattutto perché è il fondatore del gruppo Genitori con i figli in cielo. A distanza di qualche tempo abbiamo chiesto al patriarca come ha vissuto questi mesi di tensione e di accuse da parte dei fedeli. Io prego perché questa situazione si risolva secondo verità e giustizia. Come lei ha detto, anch'io assisto attonito a diffusione di manifestini, divisioni che sarebbero veramente immotivate nella loro origine, anche perché si è cercato sempre di essere capaci di rispondere a quelle che erano delle necessità in essere da parte di gruppi e si è pensato di ripensare la zona pastorale intorno all'area marciana e non si è fatto altro. Io prego molto perché le cose si risolvano secondo due criteri: verità, giustizia e poi mettiamoci anche la carità.